pomeriggio, grazie per essere qui oggi. Così ho il grande onore di parlare prima dell'assessore, mi ha concesso questa opportunità e io la ringrazio perché è grazie a lei se oggi teniamo questo incontro tra di noi operatori con i direttori generali e con l'assessore alla salute di questa regione. Credo sia in assoluto la prima volta che capita una cosa del genere in questa regione. E siamo qui oggi perché in questi mesi di varo e di parto e di partenza di questa bella e complicata riforma sanitaria, e come professione abbiamo sempre fatto sentire il nostro pensiero, la nostra voce, la nostra vicinanza, il nostro ragionamento e devo dire che l'assessore ha sempre accolto, ascoltato e restituito al mondo delle professioni sanitarie anche l'occasione di incontro. Quindi oggi siamo qui a conclusione e a inizio di un percorso, perché la riforma che questa regione ha in qualche modo voluto e definito parte da una lettura del presente che segna innanzitutto un cambiamento nei bisogni di salute delle persone, segna però in qualche modo anche l'inadeguatezza e la presa d'atto che i vecchi sistemi, le vecchie organizzazioni, il vecchio modo di leggere i bisogni di salute non sta più in piedi. Quindi il processo di riforma che questa regione ha avviato nasce proprio da questa consapevolezza. La legge di riforma vede anche nel ruolo dei professionisti uno degli elementi di potenziale grande leva di cambiamento. Tra i professionisti della salute ci siamo anche noi. Chiaramente i nuovi bisogni di salute richiedono sistemi sanitari più flessibili, in grado di modellarsi rispetto, lo dicevo prima, a bisogni che stanno mutando, con modelli organizzativi che si adeguano a questa necessità di flessibilità. Cambiare non è facile, non è mai facile. Cambiare sistemi complessi come i sistemi sanitari probabilmente è una delle operazioni più complicate che ci possono essere. Io rubo così una metafora che l'assessore Tedesca ha utilizzato un paio di settimane fa in un convegno pubblico, quando ha definito questa riforma l'aver fermato una locomotiva che era lanciata alla massima velocità, l'averla ribaltata di 360 gradi e averla messa in movimento in direzione opposta. Quindi forse bisogna anche essere un po' pazzi, no? Intraprendere una vicenda del genere, però è evidente che quando i bisogni dei cittadini cambiano non si può far finta e non si può ostinarsi a voler andare avanti con i vecchi sistemi e con le vecchie regole. Concludo solamente dicendo che un cambiamento del genere, proprio perché è così radicale, è naturale che inneschi anche resistenze importanti. E questo non lo dico io, ma lo dicono tutti quelli che si occupano di studiare i sistemi e le organizzazioni in generale. Resistenze che possono essere legate o alla mancanza di conoscenza del percorso, per cui questo può innescare paura, dubbi, disorientamento, oppure perché c'è anche chi resiste al cambiamento perché ha bisogno di ancorarsi a posizioni consolidate, proteggere anche degli interessi che non sempre coincidono con gli interessi dei cittadini. Allora noi pensiamo che invece il cambiamento sia potenzialmente una grande occasione di rinnovamento sicuramente, ma anche di messa in gioco per le nostre professioni che
qualcuno definisce ancora giovani. Sono giovani nel senso che probabilmente hanno molto ancora da esprimere e da dare al sistema. C'è bisogno però di motivare i professionisti e la motivazione deriva probabilmente dalla possibilità di sviluppare nuove competenze, di giocare ruoli di responsabilità che ancora forse non sono così chiari o così evidenti, e serve anche che le organizzazioni si diano un sistema premiante in grado di innescare questi processi di motivazione. C'è bisogno di vedere che qualcosa sta effettivamente cambiando, che qualcosa è veramente maturo per dare via a questo processo. La formazione ha chiaramente un ruolo fondamentale in questa avventura. Senza formare i professionisti alle nuove competenze non andiamo da nessuna parte, e credo che poi nella discussione che seguirà gli interventi preordinati che noi abbiamo immaginato, alcune suggestioni, alcune traiettorie, alcuni indirizzi di lavoro magari possono già essere messi in luce oggi.